Una migliore occupazione femminile e una miglior retribuzione femminile migliora la condizione economico-sociale di un paese. Eppure in Veneto la partecipazione al lavoro da parte delle donne è più bassa rispetto al nord-est e all'Unione Europea, impiegati inoltre con più frequenza degli uomini in posizioni di lavoro part-time. È quanto emerge dal rapporto di IRES Veneto su occupazione femminile part-time di vario retributivo di genere. Purtroppo anche delle azioni che erano in corso, tipo il congedo paritario, è stato eliminato, così come la direttiva europea sulla trasparenza salariale. C'è una differenza salariale anche a parità di orario e di qualifica, che non è prevista né dalla legge né dai contratti, eppure emerge. L'analisi evidenzia che le disparità salariali sono legate a diversi fattori, tra cui il fatto che il sistema spinge il lavoro di cura verso le donne, producendo, per esempio, circa 12 giorni di lavoro in meno rispetto agli uomini in un anno, a causa di una maggiore discontinuità lavorativa e una maggiore concentrazione del lavoro femminile, soprattutto in settori a bassa retribuzione. Questo si riflette anche sulla situazione previdenziale. È un sistema culturale che permane nel nostro paese e che non vede, nonostante il passare del tempo, dei miglioramenti. Ti porta a una vita lavorativa con un minor contributo per la pensione, che questo poi si diventa fondamentalmente che la tua vita lavorativa ti porta a una pensione che non ti permette di vivere. Oggi come oggi le pensioni, specialmente nel settore privato ma anche nel settore pubblico, delle donne sono poco più del 50% in termini economici di quello degli uomini.